cordiale saluto, ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto per l'edizione di questo venerdì 24 aprile del nostro audiogiornale. Apriamo subito con le notizie principali accadute in Friuli, Venezia Giulia. Iniziamo con i numeri del Covid-19. Per quanto riguarda la giornata di ieri sono 2.882 casi accertati con un incremento di 24 unità rispetto a giovedì. I totalmente guariti sono 1.162, mentre i clinicamente guariti, persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone, 142, 2 decessi in più rispetto a ieri, che portano a 258 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha reso noto Riccardo Riccardi, vice governatore del Friuli Venezia Giulia, nella giornata odierna. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito, 134 casi, Udine 67, Pordenone 53, Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.164 infettati, Udine 935, Pordenone 612, Gorizia 168. A questi si sommano 3 persone non residenti in regione, 16 pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre ricoverati in altri reparti 136, 1168 le persone di isolamento domiciliare. Sono stati confermati 3 casi di positività al Covid-19 tra le persone trattenute all'interno del CPR di Gradisca. I soggetti si trovano in un'area isolata e non risultano casi di infezione tra le forze dell'ordine e gli operatori della struttura. Lo ha reso noto il vice governatore Riccardi dopo aver avvisato il sindaco di Gradisca di Sonzo, Linda Tomasinčić, durante una riunione in videoconferenza con il sindaco di Gorizia Ziberna. Riccardi ha inoltre spiegato che il reparto di neurologia del presidio sanitario di Gorizia è operativo e in funzione, come confermato anche dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, anche se il 22 aprile scorso 2 pazienti ricoverati sono risultati positivi al coronavirus. La nostra regione si appresta a commemorare il 75° anniversario della liberazione con molti eventi in streaming e sui social media, anche se non mancheranno deposizioni di corone d'alloro e monumenti ai caduti della Resistenza, ma con pochi attori istituzionali e nessun corteo. A cominciare da Trieste, dove alle 11 alla risiera di San Sabba la commemorazione, trasmessa in diretta sul profilo Facebook del comune, vedrà unicamente la presenza delle autorità. Oltre al sindaco Roberto Di Piazza ci saranno anche i primi cittadini dei comuni di Duino Arisina, Morropino, Muggia, San Dorrigo della Valle, Dolina e Sgonico, il prefetto Valerio Valenti e il governatore Massimiliano Fedriga. A Udine, città medaglia d'oro al valor militare della lotta di liberazione, la celebrazione avverrà in forma ristretta. Alle 11 il sindaco Pietro Fontanini, con Antonella Lestani, presidente AMPI città di Udine, e un rappresentante dell'associazione Partigiani Osoppo, si recherà ai luoghi simbolo della loggia di San Giovanni in Piazza Libertà e al monumento della Resistenza per deporre le corone ai caduti. Lo stesso accadrà in mattinata a Pordenone, Gorizia, Palmanova e Monfalcone, con la deposizione di corone di alloro. Ha eluso la sorveglianza del personale medico del sanatorio triestino, dove si trova in quanto positivo al Covid-19, e ha lasciato la struttura con la volontà di rientrare nella propria abitazione. Per questo un 86enne residente a Trieste è stato denunciato per aver violato la quarantena. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri verso le 7 del mattino. Dopo l'allarme diramato dal personale sanitario della struttura, l'anziano è stato rintracciato qualche ora più tardi dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di via Ermet. Sul posto anche il personale sanitario del 118 che, vista le precarie condizioni di salute, ha trasportato l'uomo all'ospedale di Catinara. L'anziano, con altre patologie, è stato poi riaccompagnato al sanatorio. La pandemia di Covid-19 sta mettendo vittime per quanto riguarda le manifestazioni di piazza e non solo. Anche l'edizione di Aria di Festa, la tradizionale manifestazione dedicata al prosciutto di San Daniele del Friuli, è stata annullata a causa della pandemia. Lo rende noto il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che, costituito nel 1961, detiene la disciplinare di produzione del prodotto a denominazione di origine protetta DOP, prodotto dalle 31 aziende aderenti, localizzate solo ed esclusivamente a San Daniele del Friuli.
È la prima volta che succede da quando, nel 1985, venne organizzata la prima edizione. Il consorzio aveva cominciato a organizzare la 36esima già da inizio anno, ma l'attuale situazione non rende possibile procedere con l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento nell'arco dei prossimi mesi. Ogni anno l'evento raccoglie nella cittadina friulana migliaia di visitatori per conoscere il territorio d'origine del prosciutto. Anche per il 2020 erano previste le aperture delle aziende produttrici, i laboratori esperienziali, gli show cooking con gli chef e numerosi stand gastronomici. L'appuntamento è stato rinviato al giugno 2021. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo. Per sabato 25 aprile cielo in genere poco nuvoloso con venti di brezza sui monti dal pomeriggio, variabilità con la possibilità di qualche breve pioggia locale o isolato rovescio. Dalla tarda serata qualche pioggia e qualche rovescio temporalesco saranno possibili anche in pianura, specie sulle zone occidentali. Le temperature varieranno in pianura tra i 21 e i 24 gradi per quanto riguarda le massime, fino a 10-12 per le minime. Sulla costa 10-12 gradi, 18-20 invece le massime. Con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa per quanto riguarda la giornata odierna del nostro audiogiornale. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Alla prossima.